Guarda che spettacolo di posto. Questa è tutta una zona attualmente inesplorata per noi. Fa abbastanza cagare pensare di entrare qua dentro. La van life è anche questo. Ciao a tutti, buongiorno. Oggi ci troviamo nei pressi di Benetutti, al centro nord della Sardegna. Zona molto bella. Siamo arrivati qui ieri notte, ci siamo messi in viaggio sul tardi. Abbiamo passato la notte in questo parcheggio, quello che sembra essere un centro sportivo abbandonato. Ci sono vari campetti là in fondo. Purtroppo durante la notte si è alzato un vento fortissimo, infatti l'intenzione era quella di recarsi alle terme qui vicino. Questa infatti è una zona molto famosa per le terme. L'idea di oggi era quella di svegliarsi all'alba, andare subito a farsi un bagno termale, però c'è un vento fortissimo, ma magari ci scappa lo stesso il bagno. Tra l'altro ho scoperto che ci sono anche le terme sia all'aperto che al chiuso. Nonostante ci sia il vento forte, le temperature sono molto alte. Siamo a metà gennaio e questa notte c'erano tipo 18 gradi. Vabbè. All'ingresso della strada delle terme, quella all'aperto, c'è già un po' troppa gente. Infatti l'ideale sarebbe stato andare all'alba, però il vento forte ci ha scoraggiato parecchio stamattina. Quindi adesso magari andiamo a vedere direttamente quelle al chiuso, sperando che non ci sia nessuno là, e se non c'è nessuno ci facciamo il bagno lì. Poi magari qua ci possiamo passare i prossimi giorni, tanto staremo un po' di giorni qua in zona e ci ritorneremo magari o la notte, che non è per niente male, o la mattina presto, ovviamente senza il vento. Allora, non sappiamo bene dove sono queste terme al chiuso. Sapevo di un posto, però abbiamo visto che c'è un cancello chiuso. Ora ne stiamo provando un altro. Andiamo a vedere se lo troviamo. È un po' esplorazione così, Quelle all'aperto sappiamo di sicuro che sono in un punto preciso. Quelle al chiuso, boh. Comunque qua il posto è molto figo. È bellino il ponticello. Allora, forse l'abbiamo trovato, c'è un rudere qua in fondo al sentiero, c'è anche una persona fuori, vediamo se magari qualcuno che sta aspettando per le terme oppure se è il proprietario del terreno e magari noi siamo solo gli ospiti indesiderati. Ovviamente stiamo parlando di una proprietà privata, ho incontrato delle persone, mi hanno chiesto se l'accesso era libero qua, ho detto sì, è libero, però non siamo sicuri di questa cosa. Guarda che spettacolo di posto. Wow. Ho molto appartato, molto riservato, però molto frequentato anche. Infatti c'è un sacco di gente che sta aspettando qua fuori. Secondo me la temperatura è uguale in tutti i punti. Comunque è assurdo, c'è più gente straniera che locale. Al momento ci sono 5 persone qua fuori. Non è eccessivo, però siamo già al limite per i nostri gusti. Veramente sono buona dopo già Mamma mia. È anche un po' troppo calda forse. Questo posto merita veramente tantissimo, soprattutto perché poi, essendo circondato dalle pareti tutto a 360 gradi, è riparatissimo dal vento. La temperatura dell'acqua è perfetta. Bagno fatto, veramente super. Ora cambiamo zona. Comunque per una questione etica non me la sento di dire dove si trova questo posto, anche se non è difficile trovarlo. Però qualora dovreste venire in questo posto, usufruire di questa bellezza, mi raccomando, massimo rispetto, richiudere sempre i cancelli, lasciare pulito e massimo rispetto, è la regola numero 1 che vale sempre in qualsiasi situazione. Poi stiamo parlando comunque di proprietà private, si trovano tutti in proprietà private, quindi ripeto, massimo rispetto, perché è un attimo che poi questi posti li chiudano,
mettano divieti e poi nessuno potrà più usufruirne. Mi raccomando, non vi dico dove si trova, ma sappiate che non è difficile trovarlo. Buona ricerca in tal caso. Bene, breve pausa a pranzo con ospiti. Ora siamo alla ricerca di Domus Egianas che ci sono qua nei paraggi. Vediamo un po' se sono raggiungibili, perché risulta anche queste, come al solito, all'interno di terreni privati. Quindi vediamo se esiste un sentiero percorribile. Allora, la strada termina qui proprio di fronte al fiume. Purtroppo non c'è modo di attraversarlo perché pensavo ci fosse un ponte, ma non esiste nessun ponte. Il fatto è che le domus risultano là in fondo, però dall'altra parte del fiume, dall'altra sponda. L'alternativa sarebbe ritornare indietro, fare una strada, un giro larghissimo, per poi risbucare dall'altra parte, perché dall'altra parte c'è la stradina poi che costeggia gli argini del fiume. Ok, siamo sulla strada giusta. Dopo un quarto d'ora circa abbiamo raggiunto la sponda opposta del fiume. Tra l'altro bello spottino anche qua per fermarsi per la notte. Appena ci siamo fermati sono corse subito da noi. Ma che bello spottino in cui ci siamo fermati di fianco al fiume. Siamo proprio all'ingresso del sentiero giusto per poter raggiungere le domus. Tra l'altro l'ultimo spottino in cui poter trascorrere anche la notte lo salverò sicuramente sulla mia mappa. Ne approfitto per ricordare chi fosse interessato alla mia mappa di iscrivermi qui alla mia mail. Darò tutte le informazioni per poterla avere. No, vabbè, posti veramente fighissimi. Ci sono dei colori e delle luci pazzesche. Non mi ricordo se l'ho già detto, ma questa è tutta una zona totalmente inesplorata per noi, all'interno del Nord Sardegna. Eccoci qua, siamo all'ingresso del sito. Wow. Qua c'è un mezzo buco ma è tappato, qui davanti c'è un'altra ma sicuramente è chiusa. No, in realtà sarebbe aperta. Breve spiegazione in parole povere per chi non lo sapesse: praticamente le Domus Egianas non sono altro che delle tombe risalenti a migliaia e migliaia di anni fa, scavate completamente a mano sulla pietra. Domus Egianas sta a significare casa delle fate, è un termine che è stato dato poi in base a diverse leggende. Non lo nascondo, non lo nego, fa abbastanza cagare pensare di entrare qua dentro. Non devi farlo al contrario. Sì. Ok, mi sembra la luce.
C'è una luce pazzesca, wow. Stiamo lasciando questo bellissimo paesaggio incantevole di fronte al fiume per dirigerci verso il lago Lerno. Ci abbiamo messo un po' per decidere effettivamente se spostarci da qua, passare la notte qua o andare via, perché è un posto fantastico. Però niente di strano che ci torneremo, perché qua alba e tramonto sono una figata. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lines. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Posticino che alla fine non ci entusiasma particolarmente, ce lo aspettavamo più bello, sicuramente con più acqua, è molto molto asciutto. Guardando dalla mappa praticamente in questo momento risultiamo già sotto il livello dell'acqua, infatti risultiamo già dentro il lago. Vabbè, ci accontentiamo, la van life è anche questo. Ormai non ha senso andare a girare, cercare altri posti, tanto questo comunque sia in ogni caso doveva essere un posto solo per la notte. Che poi vabbè, in realtà potrebbe avere il suo perché anche questo posto, nonostante la desolazione. Ci sono comunque sia parecchie ruderi, strutture abbandonate, insomma è un po' così. Però secondo me non è male, dai. Anche domani all'alba, con le luci giuste, ci può stare.